Forse ora sì, perché l'aspetto. Buonasera a tutti. Oh, anche stasera pienone. Sì. Addirittura in galleria. Che rumoroso. Stasera. Sì, un bel pubblico. Benvenuti al secondo incontro di questo ciclo di conferenze dedicato agli uomini protagonisti del Medioevo sardo. Mi fa piacere vedervi così numerosi, anche perché è il secondo incontro vuol dire che il primo è andato molto bene e incuriosito tanto. Ringrazio il professor Giuseppe Secche, che una new entry non ha mai fatto qua delle conferenze, quindi ti ringraziamo. Lui ci parlerà del secondo personaggio di questo ciclo di conferenze, che è Barisone, forse a mio avviso il personaggio più ambizioso tra quelli che vedremo in questa rassegna, di Barisone, del suo sogno, della sua grande ambizione, che poi avrà conseguenze non sempre felici per la nostra isola nel corso della storia. Vi porto i saluti, se non me ne dimentico, vi porto i saluti della professoressa Martorelli di Rossana, che è la curatrice scientifica di questa rassegna, oggi è impegnata in una conferenza per l'Università di Cagliari e quindi non poteva essere con noi, però ci teneva a salutarvi e a ringraziarti. E niente, io vi lascerei, visto che sono in orario oggi, vi lascerei quasi, posso migliorare, da qui al 7 marzo posso migliorare, vi lascerei in compagnia del professor Secche di Barisone. Viaggiamo nel tempo e andiamo nel giudicato di Arborea, ci siamo già, andiamo indietro nel tempo. Grazie a tutti. Allora, intanto buonasera a tutti, sono io che ringrazio gli amici del Romanico e la professoressa Martorelli per avermi invitato in questa giornata. È la prima volta che partecipo a una conferenza organizzata da voi, anche se con l'Istar ormai ho un bel rapporto, un po' grazie all'Istar, un po' grazie a tutto quel mondo di amici che fanno parte della Sartiglia, con il quale, per esempio Maurizio Caso, che è anche in sala, con il quale organizziamo spesso degli eventi che a Oristano hanno sempre un'ottima ricaduta e un ottimo successo. Anche oggi questa sala piena credo lo dimostri. Allora, quello di cui mi è stato chiesto di parlare oggi è un personaggio molto interessante, molto particolare. A mio avviso, come ha detto la Presidente, uno dei personaggi più interessanti della storia giudicale arborense, ma probabilmente uno dei personaggi più interessanti dell'intero Medioevo sardo, che è stato un po' bistrattato dalla storiografia, e poi cercheremo di vedere il perché, mentre in realtà è un personaggio veramente straordinario, un personaggio che aveva un'idea sicuramente, ma anche una capacità di comprendere il contesto politico internazionale nel quale si trovava, molto particolare. Allora, su Barisone, la prima cosa che dobbiamo dire è che regna per molto tempo. Come vedete, questa affermazione è già un'affermazione generica, a parte la lunghezza del regno, perché noi in realtà non sappiamo il momento in cui lui diventa giudice. Tendenzialmente dovrebbe aver governato circa 40 anni, che è un periodo piuttosto lungo. È un periodo piuttosto lungo e potete ben capire che un governo di 40 anni dà la possibilità a un giudice, a un sovrano, di avviare un progetto e di portarlo anche a compimento, qualora ci possa riuscire. Qual è il problema? Il problema è che la documentazione arborense, soprattutto quella del XII secolo, ha una caratteristica che non aiuta noi storici, e la caratteristica è le difficoltà sulla datazione. Nel senso che noi abbiamo pochi documenti datati, fondamentalmente arrivano 2 da Barcellona, alcuni da Genova, alcuni da Pisa e basta. E tanti documenti non datati. Mi riferisco fondamentalmente a quelle centinaia di atti che sono raccolti nel Condaghe di Santa Maria di Bonarcado, che è un documento straordinario, un registro straordinario. Ha un problema: gli atti non sono datati, e anche quelli che sono datati in realtà presentano datazioni che pongono dei problemi.
Perché vi sto dicendo questo? Perché fino ad oggi la storiografia ha sempre detto il governo di Barisone inizia nel 1146, in realtà no, è un'ipotesi, basata su un'ipotesi settecentesca di datazione, quindi diciamo che non ci sono elementi per dirlo. L'unico elemento certo è che suo padre, l'ultima notizia di suo padre ad oggi è quella del 1131. Allora, ad oggi lo dirò spesso, perché il bello della storiografia è che un nuovo documento, una nuova acquisizione può cambiare completamente la visione delle cose. Per cui se dovesse uscire, noi speriamo, un nuovo documento dovesse essere ritrovato, questo andrebbe a modificare il nostro status delle conoscenze. Però noi abbiamo quindi l'ultima notizia di Comita del 1131 e la prima notizia di Barisone degli anni 50. Per cui noi abbiamo circa 20 anni che rappresentano la forbice cronologica in cui poter porre l'inizio del governo di questo giudice. Solo che c'è un problema. Una scheda del Condache di Santa Maria di Bonarcado, il numero 157, ci parla di questo giudice Costantine d'Orruvu, che è un giudice che verosimilmente si dovrebbe collocare o si potrebbe collocare solamente tra la morte di Comita e la salita al trono di Barisone. È un'ipotesi questa, però diciamo che è l'ipotesi più verosimile. Per cui abbiamo già un piccolo problema, cioè quando muore suo padre non sale Barisone, il figlio, ma dovremmo avere questo giudice Costantine d'Orruvu. Orruvu è una famiglia, fa parte dell'alta aristocrazia arborense, gli Orruvu, tant'è che la madre di Barisone è Elena di Orruvu, che quindi è una famiglia importantissima, una famiglia di persone legate alla corte giudicale. Poi abbiamo altre due schede, la 145 e la 144, sempre per il Condache di Santa Maria di Bonarcado, che sono state datate nel 1146, ma in realtà la datazione va dagli anni 30 agli anni 60, cioè questa è la forbice cronologica in cui noi possiamo porre queste schede, che ci danno degli elementi. In entrambe Barisone sta facendo delle donazioni a Santa Maria di Bonarcado e dice: faccio questa donazione a Santa Maria di Bonarcado pro Lucarello sul re, no, leggetelo in sardo, però che cosa sta dicendo? Nel primo dice: faccio questa donazione a Santa Maria per ringraziarla per avermi fatto acquisire il regno, affinché mi dia dei buoni figli e mi dia pace nel regno. E questo è un primo elemento. Secondo, anche qui faccio questa donazione a Santa Maria di Bonarcado, eccetera, 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 per l'anima mia, dei miei parenti dai quali ho ricevuto il regno di Arborea, e affinché mi dia Dio e Santa Maria la vita, la salute e i buoni figli, i quali possano governare nel mio regno dopo la mia morte. Ora, voi direte, vabbè, perché ce lo sta dicendo? Perché a mio avviso queste frasi sono molto interessanti, perché non tanto per quello che dicono, tanto per quello che non dicono, che a mio avviso lasciano intendere. Perché Barisone avrebbe dovuto ringraziare Santa Maria di Bonarcado per aver acquisito il regno che gli spettava per discendenza, riconoscimento da parte degli aristocratici del giudicato d'Arborea, e soprattutto perché Santa Maria di Bonarcado avrebbe dovuto dare la pace nel regno. Perché se io la ringrazio per aver dato la pace nel regno, evidentemente quel regno fino a quel momento non era in pace. E invece questa seconda parte, o meglio questa seconda scheda, a mio avviso Barisone sembra sottolineare, proprio mettere in evidenza un fatto, che lui è legittimo. Cioè, io ho preso il regno dai miei predecessori, quindi io sono legittimo nel mio ruolo. E i miei figli lo riceveranno da me, quindi la legittimità andrà a continuare. Ora, mettendo in ordine queste tre schede, è possibile che in realtà la successione di Barisone, il momento di passaggio tra Comita e Barisone non sia stato un momento così liscio. È possibile che all'interno del giudicato ci sia stata una lotta interna tra fazioni, cioè tra
tra membri dell'aristocrazia, tra famiglie aristocratiche, che magari Comita aveva portato avanti un'operazione di conquista, di guerra, eccetera, quindi il giudicato era indebolito. Genova e Pisa stavano entrando in maniera abbastanza diretta nella politica giudicale. E qui la domanda che ci poniamo ma è possibile che la successione abbia avuto degli ostacoli? Cioè siano state lotte interne? È possibile che Barisone fosse minorenne? Potrebbe essere. Un giudice debole è un elemento dell'aristocrazia arborense che cerca di prenderne il posto. È possibile che Costantino d'Urrubu fosse uno zio, un fratello della madre o comunque un familiare nominato come giudice di fatto, giudice tutore per garantire la figura di Barisone? Sì, ma in realtà può essere anche il contrario. Cioè che Costantino sia stato un giudice che ha tentato di usurpare il trono di Barisone. Però quello che noi abbiamo è che Costantino è definito giudice in un determinato momento e Barisone che ringrazia Santa Maria di Bonarcado per questa pace e per il regno ottenuto. Quindi, come vedete, iniziano già a porsi dei problemi. Perché vi sto dicendo questi problemi? Perché sulla base dell'interpretazione che diamo a questa situazione è possibile che noi intendiamo anche quello che Barisone farà durante il suo regno. Noi sappiamo che Barisone, questo lo sappiamo soprattutto dalle carte del condaglio di Bonarcado, sposa Pellegrina de Lacon. Anche qui de Lacon, per coloro che hanno familiarità con la storia giudicale, i de Lacon riconoscono subito nei de Lacon una famiglia aristocratica potentissima nell'Arborea, ma in realtà in tutta la Sardegna giudicale. Da Pellegrina ha 5 figli, Torbeno, Orzocco e Pietro, e poi 2 figlie, Susanna e Sinispella. E va tutto liscio. Sembra andare tutto liscio. Per cui Barisone si è sposato con una nobildonna che rappresenta l'aristocrazia, una parte dell'aristocrazia del regno, ma tra il 1156 e il 1157 da Barcellona arriva una carta, in realtà ne arrivano 2, ma comunque queste carte testimoniano un nuovo matrimonio di Barisone. Pellegrina non muore, cioè il matrimonio con Pellegrina viene di fatto sciolto. E Barisone nel 1156 sposa Agalbursa de Cervera, figlia di Ponzio de Cervera, visconte di Bas. Chi è Agalbursa? Questo matrimonio è un matrimonio evidentemente che guarda oltremare e attenzione, non sta guardando verso l'Italia dove finora i giudici hanno sempre guardato, guarda verso la penisola iberica. Ma perché guarda verso la penisola iberica? Perché 5 anni prima uno zio di Agalbursa, seguitemi un attimo, con questo capisco che però capiamo un attimino qual è il contesto. Agalbursa è figlia di Ponzio de Cervera e di Almodis. Almodis, la madre, è sorella di Raimondo Berengario IV, conte di Catalogna, conte di Barcellona. 5 anni prima Raimondo Berengario nel 1151 ha sposato Petronilla. Petronilla è l'ultima regina d'Aragona, portatrice di titolo. Cioè, Raimondo Berengario IV conte, non re, conte, ha sposato una regina. Suo figlio, Alfonso, diventerà re d'Aragona e conte di Barcellona. Questo è il momento, questa è la fotografia del momento in cui nasce la corona catalano-aragonese. Cioè nel mondo iberico sta nascendo una nuova realtà politica che non è una realtà politica casuale. Intanto a sud ci sono i musulmani nella penisola iberica, quindi è l'ultimo baluardo del mondo cattolico. Ma Barcellona ha degli interessi mercantili formidabili, Barcellona è una città forte già in questa epoca storica, e la prospettiva è quella di costruire una nuova realtà politica mediterranea. E quindi Barisone non sta facendo un matrimonio sconsiderato, si sta avvicinando a quella che
inizia a proporsi come una realtà politica mediterranea formidabile, che, notate bene, non fa parte di quel mondo ligure e pisano con i quali i giudicati sardi avevano già relazioni e si erano anche scottati. Questo matrimonio, per quanto ne sappiamo, non darà figli. A questo punto arriviamo agli anni 60, perché in questa situazione piuttosto, vedete, già abbiamo alcuni elementi che ci fanno capire quanto Barisone non guardasse soltanto Oristano e il suo giudicato, ma iniziasse a guardare fuori da questi confini. Diciamo, l'evento, il fatto che meglio dimostra la capacità di quest'uomo di capire il termometro politico internazionale a lui contemporaneo è quello che fa negli anni 60. Negli anni 60 manda il vescovo di Santa Giusta verso la curia dell'imperatore Federico Barbarossa. Quindi questo vescovo, per andare a parlare con l'imperatore e gestire per il giudice un problema internazionale grosso come quello che adesso andremo a vedere, doveva essere una persona con una formazione formidabile. Io non mando dall'imperatore un vescovo poco formato, ne mando uno che conosce il diritto, che sa di cosa si parlerà nella curia dell'imperatore, che è, come dire, il luogo in cui ci sono i giuristi e i politici e gli ambasciatori più formati assieme a Roma, dove c'è il pontefice. Qual è l'obiettivo di questo viaggio, di questa missione diplomatica? Qui tornano nuovi problemi, sempre dovuti alle fonti. Ora, Alberto Cancelliere, Annali, questo è un genovese, un ligure, che fa una formidabile cronaca, però di parte ligure. Abbiamo altre cronache pisane, quindi di parte pisana. E abbiamo poi delle cronache imperiali, che però sono molto scarne, molto rapide. Ci manca chiaramente che cosa? Tutte quelle che potrebbero essere le cronache locali, le cronache lagorensi. Chiaramente queste letture sono letture un po' di parte, e vedremo il perché sono di parte. Perché Genova e Pisa hanno un profondo interesse a che la cosa vada bene o vada male. Comunque, seguendo Oberto Cancelliere, quindi il ligure, Oberto ci dice che qual è l'obiettivo di questa ambasceria. Cioè, l'imperatore avrebbe dato al giudice tutta la Sardegna ed egli ne sarebbe stato unico re. In cambio, il giudice avrebbe tenuto l'isola di Sardegna per conto dell'imperatore, a cui avrebbe corrisposto 4.000 marche d'argento. Cioè, è un'infiltrazione. Barisone sta chiedendo all'imperatore potere universale, assieme al Papa, quindi teoricamente gli unici due che possono creare regni, di nominarlo re di Sardegna. In cambio Barisone è pronto a dichiararsi di fatto suo vassallo, perché terrà il regno di Sardegna per conto dell'imperatore. E Federico perché dovrebbe essere interessato a questo? Perché Federico contemporaneamente sta portando avanti nell'Italia settentrionale, nel Regno d'Italia, sta portando avanti le battaglie. Tutti avete sentito parlare della battaglia di Legnano, del Carroccio, della Lega, la Lega Lombarda, quindi queste città che si uniscono contro Federico Barbarossa. Questa è la visione italiana, ottocentesca. In realtà Federico aveva ragione, cioè quello era un territorio imperiale e Federico, siccome gli imperatori nei decenni precedenti erano stati deboli, avevano perso il controllo dell'Italia settentrionale. Quindi Federico sta tornando adesso l'imperatore forte e dice: no, scusate, questa è pertinenza imperiale. Milano, libero comune, sì, ma Milano deve riconoscere me come imperatore. Quindi inizia a portare avanti questa guerra, una guerra che durerà praticamente una ventina d'anni, che vedrà l'imperatore perdere pur salvando la faccia. Quindi Federico è interessato a entrare in Italia, addirittura punta al regno normanno, al sud. Per cui nel momento in cui gli arriva Barisone, giudice d'Arborea, gli propone
io conquisto la Sardegna, tu me la dai, io la governo per conto tuo, cioè divento un tuo vassallo. Potete ben capire che Federico è molto interessato, cioè il problema non sono le 4.000 marche d'argento, il problema, la questione è che questa possibilità darà all'imperatore una portaerei nel Mediterraneo, cioè Federico può avere, grazie a Barisone, una porta, un accesso nel Mediterraneo, l'impero può allargarsi. Infatti Federico accetta, pochi giorni dopo, siamo 3 agosto 1164, a Pavia c'è una grandissima cerimonia. Ricordiamoci, la fonte è ligure. A Pavia, nella chiesa di San Siro, l'imperatore arriva e dà la corona fatta da Genova, così ci dicono i liguri, e la impone sulla testa di Barisone. Barisone diventa re di Sardegna. Chi è che si oppone a questo? I pisani. I pisani si oppongono in maniera abbastanza pesante. Signor imperatore, fatto salvo il vostro onore, non avreste dovuto agire come aveste agito senza il nostro parere. Voi date a questo nostro rustico nel senso, è un uomo nostro, di Pisa, la corona e il regno. Cioè voi state dando a una persona che non lo merita e che tra l'altro è nostra, questa corona. E l'imperatore dice: non mi risulta, non lo credo, ritengo anzi che essa appartenga all'impero. E chiude in un modo che oggi noi probabilmente chiuseremmo in un modo un po' diverso, ma gli dice: lo faccio con il parere della mia curia e lo ritengo assolutamente un diritto dell'impero, dell'imperatore, cioè io faccio quello che mi pare, perché sono l'imperatore. E i pisani muti, direbbero oggi, no? Chiaramente la cronaca è ligure. L'imperatore invece ha una strettissima relazione con Genova, secondo questa cronaca. Anzi, è Genova che ha favorito questa azione di Barisone. Solo che a un certo punto le cose cambiano. Dalla sera alla mattina, il giorno dopo. Ricordiamoci, sempre stando a questa cronaca, come ci racconta la storia, questa cronaca. Qual è la narrazione? È che alcuni giorni dopo, una volta imposta la corona sul capo, eccetera, eccetera, l'imperatore va da Barisone e gli dice: allora, sei diventato re, ti ho fatto re, giusto? Sì. È tutto a posto? Barisone gli dice: no, manca ancora il diploma imperiale. Vero? Allora incarica il cancelliere e gli fa fare il diploma imperiale di concessione del regno di Sardegna. Ottenuto il diploma, gli dice: tutto a posto? Sì. Perfetto, adesso mi devi pagare. Però qui c'è un problema. Attenzione, è una cronaca ligure. Qual è il problema? Il problema è: io non ho i soldi. Non ho i soldi per pagare. L'imperatore replicò: ora sono a cavallo con i piedi nelle staffe, eccetera, eccetera. Insomma, di fatto gli dice che se non paga entro 4 giorni lo fa arrestare. Cosa fa Barisone? Barisone si rivolge ai genovesi chiedendo l'aiuto. Si rivolge a dei consoli genovesi, anzi agli ambasciatori genovesi. L'ambasciatore dice: guarda, io non posso prendere una decisione, devo sentire Genova. Consoli di Genova autorizzano. E di fatto Barisone, con le lacrime agli occhi, ringrazia Dio il console: signori e padri miei, io sono e sarò sempre vostro. Cioè, Barisone scampa l'arresto e può ottemperare a quelli che erano i suoi obblighi che aveva preso egli stesso con l'imperatore, chiedendo un prestito ai genovesi. I genovesi pagano, l'imperatore è tranquillo, torna in Germania perché ha un problema in Germania, tornerà poi per la 5ª volta in Italia e va bene. E il 16
settembre 1164 Barisone si trova a Genova e prende una serie di impegni con i Liguri. In caso di guerra pagherà un contributo di 100.000 lire, pagherà un censo anno di 400 marchi d'argento, concederà 2 regioni, cioè 2 territori, probabilmente 2 curadorie o comunque 2 grosse entità del giudicato all'opera di San Lorenzo, costruirà un palazzo nella città di Genova, non per andare in vacanza ma perché diventerà in questo modo cittadino ligure, cittadino genovese, e quindi avrà tutta una serie di obblighi verso questa città. Garantirà libertà e sicurezza a tutti i mercanti genovesi, appoggerà la candidatura dell'arcivescovo di Genova come primate e legato apostolico in Sardegna, cioè la figura religiosa più importante. Che cosa sta facendo Barisone? Sta prendendo degli impegni pesantissimi. Noi questi documenti li abbiamo, mentre prima era narrazione cronachistica, questi impegni non li abbiamo. Sta prendendo degli impegni pesantissimi che a vederli bene, a osservarli bene, andranno a mettere in seria difficoltà la sua stessa politica, l'autonomia della sua stessa politica all'interno del giudicato, a meno che non diventi realmente re di Sardegna, nel qual caso lui avrebbe avuto un altro peso specifico, evidentemente. Però se anche fosse diventato re di Sardegna, a chi avrebbe dovuto l'ottenimento del titolo? Ai Liguri, che di fatto gli avevano anticipato i soldi. Attenzione, questo, vi ho detto, è una narrazione molto filoligure, è vero, però è anche vero un'altra cosa, ci sono degli studi che lo stanno dimostrando questo, che i giudici alborensi hanno una quantità di patrimonio in aziende agrarie importanti, territori, ma questo è difficile trasformarlo in liquidità. Cioè una cosa è avere un patrimonio, ma anche oggi, una cosa è avere un patrimonio immobiliare immenso, altra cosa è trasformare questo patrimonio immobiliare in denaro contante da spendere nell'immediato. Quindi potrebbe anche essere che Barisone aveva difficoltà a racimolare in tempi brevissimi quella somma. Cosa succede? Alcuni giorni dopo, chiaramente nel momento in cui in Sardegna arriva la notizia che Barisone è stato nominato re di Sardegna, e gli altri giudici non è che la prendono benissimo la notizia. Anzi, la prima cosa che fanno è, qui la fonte è diversa, è pisana, Bernardo Maragone, sono annali, quindi sempre cronache. Il giudice di Cagliari e i giudici di Torres attaccano l'Arborea, mettono a ferro e fuoco il giudicato, come vedete uccidono bestiame, equini, bovini, fanno grandi bottini. L'unica cosa è non trovano il castello dove vi era un tesoro. I pisani, sentito di questa situazione, preparano, armano 6 galee e le mandano verso la Sardegna. Barisone parte all'indomani di quel 16 settembre 1164, quindi dopo aver firmato quei documenti, verso l'isola, verso la Sardegna, per tornare da giudice e iniziare la sua politica da re con i Liguri che lo appoggiano. Però i consoli liguri dicono ai funzionari che accompagnano Barisone, funzionari liguri che accompagnano Barisone: occhi aperti. Perché? Perché c'era stato, sempre questo secondo la fonte ligure, una serie di abboccamenti tra Barisone e dei soggetti pisani non meglio identificati. E infatti cosa succede? Succede che nel momento in cui Barisone, sempre secondo la fonte ligure, arriva nel porto di Oristano, inizia a prendere tempo, inizia a tergiversare tutti quegli impegni che aveva preso di portare il denaro, ripagare, pagare i debiti, eccetera, 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 eccetera. Ok.
in realtà non vengono portati a compimento. E anzi, quelle imbarcazioni pisane che stavano arrivando verso l'isola iniziano a impensierire le navi liguri, a tal punto che i liguri si rendono conto che Barisone probabilmente ha cambiato politica, cioè sta cercando di trovare un appoggio pisano evidentemente in contrasto per contrastare Genova. Caricano in nave tutto ciò che si può caricare, compreso Barisone, e ripartono per la Liguria. Tornano a Genova e Barisone diventa prigioniero. 1164. Cioè, che cosa ha fatto Barisone? Probabilmente, appunto, rendendosi conto che questi impegni che lui aveva preso erano troppo gravosi, erano troppo pericolosi, avrebbero messo in discussione la sua stessa capacità di governo a favore di Genova, aveva provato a cercare a ottenere l'appoggio dell'altra grande città con ambizioni mediterranee e con interessi in Sardegna, nemica di Genova, Pisa. Questo l'ho lasciato in latino perché, insomma, chi ha un po' di familiarità con la lingua suona bene. Cioè, nel 1168, 4 anni prima, ormai Barisone è prigioniero. Non è che sia prigioniero dentro una torre, sicuramente è una prigionia abbastanza, come dire, dorata, chiamiamola così. E comunque, attenzione, è pur sempre il giudice amorense. Domini et patres mei, signori e miei padri. Cioè si rivolge ai liguri, ai consoli genovesi e gli dice: io sono da troppo tempo qui con voi, a tal punto che in Sardegna non sono manco sicuri che io sia vivo. E gli dice: guardate che per voi non è indifferente che io sia vivo o morto, perché se io vengo considerato morto e perdo il mio ruolo, voi non riceverete mai i denari che avete anticipato, io non potrò mai fare tutto ciò che avevo promesso in vostro favore. Quindi fatemi andare in Sardegna, portatemi in Sardegna, in modo che mi rivelano, in modo che io possa riprendere contatto con l'Arborea e con l'isola. E poi io vi darò tutta una serie di castelli e vi darò tutta una serie di garanzie anche per tornare qui. I Liguri approvano questa richiesta, 1168, prima di partire fanno firmare, esattamente come 4 anni prima, tutta una serie di documenti con i quali Barisone si impegna a pagare il debito contratto, a consegnare il castello di Arcuento, zona di Arbus, competo vagliamenti per un anno, consegnare 4.000 libbre di genovesi in oro, argenti o panni, quindi pari valore, e garantire il suo rientro, quindi impegnarsi a tornare a Genova accompagnato da 140 ostaggi, non ostaggi presi tra gli agricoltori e i vignaioli, ostaggi importanti, membri della famiglia e così via, a garanzia. La cosa funziona, Barisone torna in Sardegna e Barisone inizia a interagire anche con gli altri giudici. E in particolare interagisce col giudice di Torres e col giudice di Cagliari, Pietro e Barisone. E gli dice: firma un accordo di pace. Faccio pace sine fraude, quindi faccio pace senza alcun imbroglio, e rimetto e rifiuto qualsiasi concessione che mi sia stata data dall'imperatore Federico. Cioè, cosa sta dicendo? Quel titolo di re di Sardegna che mi è stato dato dall'imperatore non mi interessa, non lo farò mai valere. Parentesi.
anche perché l'anno dopo Federico nel 1165 l'aveva dato a Pisa. Nel 1172 è la data in cui questa prigionia di Barisone termina definitivamente. Quindi sono 8 anni di prigionia, sono parecchi 8 anni. Anche qui, prima di partire, 17 gennaio 1172, firma una serie di carte. Concessione e garanzia di approvvigionamento dei castelli di Marmilla e Arquentu, quindi Marmilla, Las Plasas, Arquentu, Arbus, zona di confine dell'Arborea, non sono castelli a caso. Tra l'altro Castello di Marmilla controlla anche una piana straordinariamente produttiva. Cessione di 45 ostaggi, pagamento entro un mese dal suo arrivo di 1.000 lire genovesi più le spese sostenute per il viaggio, pagamento di 7.000 lire entro il 24 giugno e poi di 4.000 lire l'anno fino all'estinzione del debito, garanzia di protezione e libertà di commercio nel giudicato per i mercanti liguri, cioè i mercanti liguri nel giudicato d'Arborea sono franchi da diritti e dazi vari e avranno un trattamento di favore. Cessione di un quartiere nella città di Oristano in cui poter costruire case e botteghe, cioè a Oristano un quartiere della città sarebbe stato concesso ai liguri. Non è una cosa straordinaria questa, cioè i liguri e i veneziani per esempio, questa è una strategia che portano avanti ovunque, nel Bosforo, a Istanbul, a Costantinopoli. Quindi richiesta di autorizzazione a Genova prima di dichiarare guerra o fare pace. Quindi, come vedete, Barisone si impegna con una serie di punti che sono importanti, sono pesanti. E qui mi sono imbattuto, in realtà me l'ha segnalato un collega, Alessandro Sotto, mi ha segnalato questo Antonio Foresti, un gesuita settecentesco, che in questo mappamondo storico nel 5° volume parla di questo fatto e descrive e ci dice così: così andarono deluse le sciocche speranze di questo ambizioso, infelice, da tutti deriso come il cane d'Esopo. Mentre per un regno fantastico perdete la pingue fortuna, chi è Dio? Dai, tagliamo. E la storiella del cane d'Esopo è questa. In realtà me la sono riguardata perché non la ricordavo. Però siccome ho un nipotino da poco me la sono letta e ho detto mai mi può servire. Il cane di Esopo che cosa fa? Un cane ha un osso in bocca. Corre, a un certo punto si trova davanti a un corso d'acqua. Abbassa il muso, vede il suo riflesso con l'osso, vede un altro cane quindi con l'osso, non capisce che è un riflesso, si lancia per prendere l'altro osso e perde anche il suo. E questa è una cosa piuttosto simpatica, curiosa, che ci fa capire come la storiografia ha considerato Barisone come una persona, come una figura che ha fatto, come dire, il passo più lungo della gamba, ha azzardato, un azzardo troppo grande. Ma attenzione, questa interpretazione arriva tutta quanta dalla narrazione che ci fa soprattutto Alberto Cancellieri nei suoi annali, che è una narrazione ligure. I liguri hanno tutto l'interesse a dimostrare che se Barisone dovesse diventare re di Sardegna, lo diventa grazie a noi che abbiamo pagato il debito. Barisone non diventa re di Sardegna, torna giudice d'Arborea, va bene, ma comunque con noi ha un grosso debito. Cioè i genovesi si trovano nella classica situazione win-win, vincono, comunque vadano le cose. Barisone perde, comunque vadano le cose. Però se abbiamo, come dire, se sono riuscito a spiegarvi, a darvi un quadro un po' chiaro della situazione mediterranea, di quello che lui aveva fatto in precedenza, e come dire, noi non possiamo considerare Barisone così, come dire, cieco, così ottuso da provare a fare questo passo troppo lungo. Questo è un passo che lui evidentemente poteva fare, perché lui probabilmente contava su tanti appoggi, non ultimo quello Catrano Aragonese.
Ora, questa non è la sede per approfondire tutte queste tematiche, che sarebbero pure molto interessanti, però proviamo ora a uscire un attimino dalla figura di Barisone e a capire quali sono le conseguenze di quello che lui ha fatto. Perché abbiamo detto, Barisone è rimasto prigioniero dei genovesi per 8 anni. Caspita, e in questi 8 anni in Sardegna cosa è successo? O meglio, in questi 8 anni nell'Arborea cosa è successo? Cioè, chi regna durante l'assenza di Barisone? Quali sono le conseguenze interne nel giudicato che noi possiamo segnalare? Cioè, questo fatto che ha portato via il giudice, che conseguenze ha avuto? Quella Pellegrina, che era stata la prima moglie di Barisone, esponente di questi dell'Acon, famiglia potentissima, come avrà preso l'estromissione di una sua esponente dal trono giudicale a favore di una catalana? Cioè, questa politica matrimoniale ha creato degli attriti interni. E poi, questi catalani che arrivano in Arborea, arriva solo Agalbursa, cosa poco probabile, o Agalbursa si porta dietro da principessa qual è, da cugina di un re d'Aragona qual è, tutta una serie di soggetti, di interessi, di mercanti. E alla morte di Barisone cosa succede? Provo a rispondere a queste domande in maniera un po' rapida. Allora, chi regna durante l'assenza di Barisone? Fino ad ora la storiografia, sulla base di una serie di documenti, ha parlato di un regno da parte di Agalbursa. In realtà no, perché i documenti che vengono utilizzati, uno è un documento che non regge, diciamo, alla prova della verità, nel senso che è un falso settecentesco. E quindi già questo ci elimina un problema. L'altro non dice quello che si era detto fino a questo momento che diceva. Cioè, Agalbursa non è mai rappresentata come giudicessa, di fatto. E invece, guardate cosa ci dice il Condaghe di Santa Maria di Bonarcado. Chi è che governa in Arborea quando Barisone è assente? Iudice Petru, quindi il figlio, con sa mamma donna Pellerina dell'Accon, chi reggian su luogo pro iudice Barisone, chi stavat in Genova. Cioè, a meno che noi non consideriamo, non immaginiamo un altro soggiorno ligure di Barisone prima del matrimonio con Agalbursa, quindi prima del 1151, con un Pietro già in grado in qualche modo di prendere parte al governo, se noi non immaginiamo questo, che a mio avviso è complicato da immaginare, diciamo che la soluzione più facile è immaginare che questo sia avvenuto quando Barisone è a Genova prigioniero, cioè dal 1164 in poi, sono Pietro e Pellegrina dell'Accon a governare il giudicato, e questo lo ritroviamo anche in tante altre schede del Condaghe. E Agalbursa? Perché non governa Agalbursa? Perché probabilmente il trono, in assenza del giudice, chi è che avrebbe sostituito Barisone? Il figlio. E a questo punto, probabilmente la prima moglie, che è spalleggiata da chi? Dai dell'Acon. Cioè noi fino ad oggi siamo abituati a vedere i giudicati come un qualcosa di monolitico. Il giudice, il maiorales del giudicato, tutti vanno nella stessa direzione. No. Il giudice va in una direzione. Una parte dei maiorales forse va in quella direzione, ma è possibile che un'altra parte dei maiorales vada in una direzione assolutamente opposta, per interesse, come succede ovunque, come succede anche oggi, tra l'altro. Cosa succede ai catalani? Seconda domanda. E questi catalani che arrivano in Sardegna, o meglio, Agalbursa che arriva in Sardegna, arriva sola, si porta dietro interessi, è una sorta di apripista per gli interessi anche mercantili di questi catalani? Verosimilmente sì. Un fratello di Agalbursa, Ugo de Cervera, sposa Sinispella, figlia di Barisone. Da questo matrimonio nasce Ugo. Ugo è il primo esponente della dinastia dei Basserra, quella di Mariano IV, tanto per intenderci. Cioè Mariano IV non arriva tanto da qua o solo da qua.
ma arriva dall'incrocio tra due dinastie mediterranee, quella arborense, sì, e quella catalana, dei de Cervera, Visconti di Bas. Quindi noi quando utilizziamo Bas Serra in realtà stiamo un po' forzando, perché stiamo mettendo un cognome con un titolo nobiliare. Ugo nasce verosimilmente nel 1178. Ugo in Sardegna. Quindi a Galbursa non è venuta sola, intanto c'è un fratello. Ma non c'è solo un fratello, perché ce n'è anche un altro. Questo Berengario de Cervera è curatore di Guilcere Fordongianus e molto probabilmente signore di Sollì, perché si fa denominare, è denominato nel condaglio di Santa Maria di Bonarcano come Conde de Sollì, Conte di Sollì. Già il titolo Conte, questo titolo comitale non è un titolo arborense, quindi lui era Conte probabilmente da prima, dopodiché probabilmente ottiene questa regione di Sollì, che era la regione Ghilarza, insomma quella zona lì. Sono zone ricche, Guilcere, Fordongianus, questa è una regione della curadoria di Milis, sono zone ricchissime. Cioè questo personaggio controlla 3 curadorie che sono importanti nel contesto economico e produttivo del giudicato arborense. E Ugo lui nato nel 1178, negli anni 80, quindi è un bambino, quindi non è lui che governa, però ottiene il titolo di curatore di Bonorsuri e Valenza, cioè i catalani in un colpo solo controllano almeno 4 curadorie del giudicato, più questo territorio qua, regione di Milis, sono lì. Come vedete, inizia a cambiare la prospettiva di come noi guardiamo l'ingresso dei catalani nell'isola, perché questi catalani non è arrivata soltanto a Galbursa, ma a Galbursa si è portata dietro una serie di personaggi, i quali sono entrati in pianta stabile nel governo giudicale, hanno avuto delle cariche pubbliche che di fatto gli consentono di controllare dei territori importanti e probabilmente questi qui si portano dietro mercanti, merci, cioè interessi economici come dire, importanti. Poi lo riprenderemo questo aspetto dei catalani. Però succede anche un'altra cosa, e qui io non so in realtà se quello che sto per dirvi ha è legato direttamente ai fatti di Barisone. Forse sì, forse no. Però nel momento in cui Barisone si allontana, sicuramente il giudicato si indebolisce, cioè il potere quantomeno subisce una turbolenza. Poi magari Pietro e Pellegrina riescono un po' a riportarlo, a raddrizzarlo, però sicuramente quei catalani che sono presenti, guidati da Galbursa, non vanno nella direzione di appoggiare, questa è un'ipotesi, ma abbastanza verosimile, probabilmente non sono andati nella direzione di appoggiare Pietro e Pellegrina dell'Acco, ma sono andati nell'altra, cioè cercando di provare a strappargli quel potere. Però guardate cosa succede, tra il 1146 e il 1164 noi in Barbagia abbiamo una sola curadoria, Barisone la affida a Pietro de Serra, curatore di Barbagia. Vi giuro che avevo messo dei rossi per farvi vedere, vabbè, comunque la 24, questi sono i confini di questa grande curadoria. Tra il 1180 e i primi del 200 questa curadoria si frammenta, cioè non è più la curadoria di Barbagia, ma abbiamo la curadoria di Mandraulisai, questa. Ancora curatore di Mandrolisai, siamo tra gli anni 80 e gli anni 90. Primi del 200, curatore di Ortueri, quindi sempre Mandrolisai. Curatore di Austis, quindi qua siamo ai primi del 200. E abbiamo poi altre fonti, altre indicazioni che ci consentono di capire che questa curatoria si è frantumata. Ora, sul perché si sia frantumata
ad essere sinceri non abbiamo la più pallida idea. Sta di fatto che questi documenti ci danno questa fotografia. È possibile sia legata ai fatti di Barisone? Potrebbe essere. Però in realtà non abbiamo nemmeno l'elemento, come dire, l'anello della catena per legare queste due estremità. Quello che invece emerge è che quando nel 1185 Barisone muore, quei catalani che noi abbiamo visto essere presenti in maniera pesante nel giudicato, controllando curadorias, sposando principesse che di fatto sono figlie del giudice, intendono partecipare alla successione. Cioè Pietro, che è il candidato naturale, legittimo, non fosse altro per quello che ci aveva detto Barisone in quella carta del Condaghe di Santa Maria di Bonarca, no, i miei figli dopodiché governeranno in piena legittimità per mio conto, dopo di me. Pietro è l'erede naturale. Nei giudicati vige la successione ereditaria, padre in figlio, riconoscimento da parte dei maggiorenti, dall'arcivescovo, come succede in tutta Europa. Bene, il successore è Pietro. Se non che Ugo entra a gamba tesa in questa successione, cioè inizia di fatto una guerra. Nel 1185 Ugo de Basserra, figlio di Sidispella e di Ugo Pons de Cervera, combatte con Pietro nel tentativo di diventare egli stesso il giudice. E ci riesce. Perché poi si inserisce in questa vicenda un altro personaggio straordinario, che è il giudice di Cagliari, Guglielmo, il quale entra con la forza in un'arborea che è indebolita da una situazione oggettiva, cioè post Barisone, ed è indebolita da un'altra situazione, cioè una guerra interna tra fazioni importanti. Come potremmo immaginarle noi queste fazioni? Verosimilmente da una parte questa fazione filo-catalana e dall'altra con una parte dell'aristocrazia arborense e un'altra parte probabilmente guidata da chi? Verosimilmente da questi Delacon, i quali intendono favorire, intendono spingere Pietro, che è il loro candidato, è il figlio di una Delacon. Pietro viene arrestato, muore e di fatto Ugo diventerà giudice d'Arborea, sposando peraltro la figlia preziosa di Massa, la figlia del giudice di Cagliari. Per cui questa, come dire, questa successione non troppo legittima viene però fatta con, come dire, la benedizione del giudice di Cagliari, che in quel momento in Sardegna probabilmente è la figura più potente. Non vi ho detto una cosa: quando nel 1185 Barisone muore, noi abbiamo una fonte imperiale che ci parla di un Pietro che va nuovamente da Federico Barbarossa, che è ancora vivo, per ottenere il riconoscimento di re. Noi non sappiamo se questo è vero o no. Abbiamo questa fonte, abbiamo questa cronaca. In realtà non siamo sicurissimi, anche perché c'è un problema con la datazione. Però se dovesse essere così, la cosa non è che ci va a stupire granché. Perché probabilmente Pietro sta cercando una legittimità da parte imperiale. Perché? Perché è debole, non perché è illegittimo, perché ha bisogno di una carta, di una benedizione da uno dei poteri universali per poter diventare giudice arborense, perché ormai il giudicato è a ferro e a fuoco. A mio avviso, qual è la conferma, e qui chiudo, diciamo in qualche modo la prova del 9 di quello che stiamo dicendo? Che nel momento in cui Ugo de Basserra diventa giudice, noi dalla, come dire, nelle cariche giudicali più importanti
non troviamo più nessuno esponente dei Delacon. Cioè, sembra che a partire dal 200 i Delacon scompaiano dalle curatorias, dai vari ruoli che fino a quel momento reggevano, anzi avevano quasi monopolizzato. Cioè sembra quasi che questo momento, con i Delacon che evidentemente sono schierati col partito che perde, i Delacon pagano pegno per questa scelta, cioè sono di fatto la parte sconfitta assieme a Pietro. Quindi, come vedete, abbiamo fatto una cavalcata piuttosto lunga, me ne rendo conto. Spero di avervi dato un po' gli elementi di massima per poter capire la complessità di questo periodo. Però quello che mi interessa è mostrare come Barisone sì sbagliò i calcoli, sì fallì, perché oggettivamente fallì, ma non fallì in quanto persona impreparata. Fallì perché lui probabilmente era il classico vaso di cocce, cioè era troppo debole, non poteva politicamente competere con quelle città e con quei poteri universali che controllavano di fatto il mondo mediterraneo. E nonostante ciò però cercò di ritagliarsi in quegli spazi che lui intravedeva dei piccoli pertugi politici, come per esempio il matrimonio con i catalani, a mio avviso dimostra. Altra cosa che nel tirare le fila del discorso voglio sottolineare è il fatto che i giudicati non dobbiamo immaginarli come monoliti, ma all'interno dei giudicati ci sono tanti partiti che rappresentano altrettanti interessi familiari, di aristocrazia e così via, le quali si muovono secondo interessi di parte, che non per forza sono equivalenti a quelli del giudice. Cioè, dobbiamo cercare di normalizzare questa società giudicale che fino a questo momento è stata rappresentata come una società filogiudicale in tutto. E questo lo vediamo in maniera ancora più esplicita e più evidente nel 300 come nel 4. Dove Meleno IV è vero che il giudice che combatte contro i catalano aragonesi, ma è anche vero che Meleno IV ha una posizione fortissima all'interno del giudicato. Perché portare avanti una guerra che dura decenni inizia ad essere complicato. Esattamente come oggi. Quando Russia e Ucraina combattono, i russi cercano di rafforzare l'opposizione a Zelensky in Ucraina, Zelensky cerca di rafforzare l'opposizione a Putin in Russia. Stessa dinamica, cambiano le situazioni ma la dinamica è la stessa. Per cui questi due elementi mi interessa mettere in evidenza. E il terzo, mostrare come la vicenda di Barisone, che è una vicenda umana, una vicenda biografica, una vicenda bella e affascinante, anche perché ho molte fonti che si prestano a una lettura quasi teatrale, in realtà poi lo storico, partendo da questo fatto che è un fatto curioso, è un fatto interessante, però poi debba cercare di tirar fuori delle problematiche, delle conseguenze che hanno avuto delle ripercussioni di tipo politico e sociale sull'intero giudicato. Ok, direi che ho rubato abbastanza tempo. Bene, io ti ringrazio a nome di tutti i soci, di tutti i presenti, soci e non soci, anzi, se ci sono dei non soci che... Avvicino il microfono. Mi sentite? Ok. Dicevo che lo ringrazio a nome di tutti i presenti, soci e non soci, anzi, se ci sono ancora, se esistono al mondo auristano dei non soci dell'associazione, possono tesserarsi in fondo. Ringrazio Gianni per la pazienza e la disponibilità nello stare nel banchetto. Figura molto affascinante, io credo che abbia incuriosito e interessato tutti i presenti e chi ha seguito la diretta, quindi se ci sono delle domande, c'è anche non può esserci conferenza senza una sua domanda.
necessariamente No, succederà aspetta, prima da sì. casa. Prima da casa, ok. Sì, prima pubblico da casa. Una domanda che arriva da chi ha seguito la diretta Facebook con qualche difficoltà, pare, ma ci sarà la registrazione. Anna Ladu, che fa sempre domande interessanti, chiede: si conosce il nome dei curadores della frammentata curatoria di Barbagia? Erano familiari del giudice Rex? Complimenti, molto interessante. Allora, in realtà noi non abbiamo l'intera successione, l'intero quadro di quelli che erano i curadores. Noi ne conosciamo alcuni perché sovente cosa succede? Succede che questi curadores compaiono nella documentazione. No, vicino a Compaiono nella documentazione, in particolare in una parte del documento che è la parte finale, dove compaiono i testimoni. Quando ci sono degli atti particolari, delle donazioni o degli atti che hanno necessità della presenza di testimoni importanti, il giudice o l'arcivescovo o chi per lui chiama, convoca o utilizza, se sono lì presenti, i funzionari principali. In molti casi noi abbiamo la presenza di questi funzionari, quindi noi abbiamo la testimonianza dei nomi di questi funzionari grazie a questi documenti. Però ciò significa che noi non abbiamo sistematicamente i nomi di tutti i curadores, perché altrimenti avremmo in maniera cronologica anche la fotografia della trasformazione delle curadorias, che aumentano o diminuiscono. Sul chi fossero i curadores sono normalmente personaggi che fanno parte delle grandi famiglie aristocratiche, dell'Acon fino a questo momento tantissimi, Orrubu tantissimi, e anche figli di giudici, questo soprattutto nelle curadorie più problematiche, probabilmente quelle di confine, quelle che in qualche modo in cui il giudice deve avere una mano, come dire, avere un controllo più stretto. Attenzione, non significa che il curatore è nominato dal giudice, cioè non dobbiamo immaginare questo mondo giudicale come il mondo attuale. Il giudice nomina il curatore, ma è possibile che, questo mi sta capitando, alcune famiglie abbiano di fatto patrimonializzato la carica di curatore di una determinata curadoria. Cioè, è vero che il giudice lo nomina, ma in qualche modo il giudice sta riconoscendo una situazione di fatto in cui quella famiglia ormai ha quella curadoria. E quindi il giudice non si può permettere di cambiare curatore. Sta venendo un po' fuori questo aspetto, che è un aspetto curioso, che anche questo ci riporta un po' alla normalità di questo mondo giudicale, in cui l'istituzione centrale è forte in alcuni momenti ed è debole in altri, e essendo debole deve andare verso quelli che sono gli interessi della classe aristocratica, che è la classe forte e soprattutto è la classe che, attenzione, garantisce anche i servizi militari. La vicenda di Barbizone può essere esaminata da più punti di vista, perché rompe per certi versi con la Sardegna dei giudicati. Perché? Perché in Sardegna il feudalesimo non esisteva. Non abbiamo atti precedentemente alla sua azione che possano giustificare che in Sardegna c'è un feudalesimo. La stessa cosa di cui parlava lei recentemente dei curadores non era un atto di nomina del giudice, ma venivano esaminate le cariche anche dalla corona dell'oro, dall'assemblea del maiorale probabilmente. Ricordiamoci che lo stesso giudice non era solo per diritti ereditari, ma doveva essere ratificato dall'assemblea dei, chiamiamoli, io li chiamo maiorale. Perché dico questo? Perché
il feudalesimo non aveva preso piede, non c'era la nomina del giudice che delegava i suoi poteri, era un'elezione, una nomina di diverso tipo. Forse è giusto quello che lei ventilava, che alcuni incarichi fossero patrimonio di alcune famiglie, come la stessa carica di giudice era quasi ereditaria, diciamo quasi ereditaria. No, io voglio fare una domanda ora. Si può leggere questa richiesta di Barisone di investitura all'imperatore come il primo atto del riconoscimento del potere imperiale da parte di un giudice. In pratica lui, chiedendo l'investitura, buttando a mare tutta la tradizione bizantina, riconosce l'imperatore d'Occidente. È questa, non so se mi sono... Ottima domanda. Allora sì, in realtà le considerazioni da fare qui sarebbero molte. La stessa Corona dei Logu, noi in realtà sulla Corona dei Logu non sappiamo niente. Cioè la verità è che noi della Corona dei Logu non conosciamo niente. Non facciamo risaltare. Però se noi diamo un ruolo a questa Corona dei Logu, lo diamo sulla base di che cosa? Cioè, oltre l'aspetto giudiziario, di tribunale, eccetera, che quello lo intravediamo, però tutto l'aspetto politico lo vediamo molto meno. Vediamo, per esempio, nel 300 i consigli del re, che però dubito sia la Corona dei Logu, è un qualcos'altro, è un consiglio ristretto, è un consiglio quasi militare, con dei giuristi che ci sono, degli ambasciatori che ci sono, che peraltro dai nomi, Albericco, probabilmente non sono nemmeno... come dire, arborensi. Ci sono anche arborensi, ma ci sono anche persone che vengono da fuori, perché la formazione, queste persone sono formate, sono formatissime. Quindi questo è un primo elemento. Sul feudalesimo, e qui ci sono varie scuole di pensiero. Sicuramente il feudalesimo in Sardegna, non essendo, diciamo, essendo il mondo giudicale un mondo a trazione bizantina, chiaramente il feudalesimo non arriva come arriva in Francia o almeno a quelle altezze cronologiche. Però è anche vero che ormai dal 1000, da quando il pontefice chiede ai giudici sardi di far tagliare la barba ai preti, cioè la richiesta che gli fa è questa: fate tagliare la barba ai preti, non perché per questioni estetiche, ma gli sta dicendo: cercate di capire se voi riuscite a spostare la Sardegna da un punto di vista religioso dal mondo, dall'orbita orientale, dall'orbita bizantina a quella latina romana. Quindi da quel momento la Sardegna forse non conosce direttamente il feudalesimo, ma i giudici sanno benissimo cos'è il feudalesimo e sanno benissimo che nel mondo occidentale uno degli strumenti di potere, anzi forse il principale strumento di potere, è quello feudale. E funziona. E quindi è anche possibile che guardino anche con interesse a questo strumento, perché tutti i giuristi che arrivano, che passano in Sardegna, sono formati nel diritto feudale, conoscono il diritto feudale. Quindi io non so quando il feudalesimo arrivi in Sardegna. Sicuramente nel 1164 Barisone di fatto sta costruendo un legame feudale con l'imperatore. Questo è chiaro. C'era già qualcosa prima? Non lo so. Ad oggi la documentazione questo non ce lo spiega in maniera chiarissima. Forse siamo ancora noi che non riusciamo a riconoscere degli indicatori di questo fenomeno, qualora ci sia stato. Ma è anche possibile che fino a quel momento non sia presente. Però dal momento in cui i catalani arrivano in Sardegna e controllano i territori, loro si muovono secondo gli schemi feudali. Perché loro sì che sono stati sotto Carlo Magno, loro sì che sono conti,
E quindi lì sicuramente da quel momento il mondo cambia, si trasforma. Ora ho dimenticato la domanda. Se la risposta c'è, se l'atto di Barisone che va... Ok, era questa, perdono. Allora non l'avevo dimenticata. No, invece, a parte dei tanti complimenti che ci sono nei commenti alla diretta, una curiosità dalla sala. Chiedono, gli altri figli di Barisone, Orzocco, Torbeno e anche Susanna, si sa qualcosa che fine hanno fatto? Se hanno... A dirle la verità non vi so rispondere su questo. Ok. A dirle la verità non vi so rispondere. Cioè Pietro è stato ucciso, così ha detto. Pietro è prigioniero, muore, probabilmente viene ucciso, assieme a suo figlio Barisone. È un ragazzo, però in questo modo viene eliminata la linea di successione che arriva da Pietro. Ugo è un nipote, gli altri zii. Prego? Ugo è un nipote, quindi gli altri zii non dovevano essere prima di lui nella successione? Alcuni probabilmente sono morti prima, anzi alcuni sono morti prima di sicuro. Altri... Allora, quello è un periodo complicatissimo. A un certo punto abbiamo 4 giudici dopo la morte di Barisone. In 15 anni, più o meno, abbiamo 4 o 5 giudici che cercano di... Quindi è un periodo complessissimo. Addirittura abbiamo questa fase in cui Pietro e Ugo avrebbero governato assieme, anche se le fonti sembrano dirci altro in realtà. Cioè sembrano dirci che il sovrano in qualche modo legittimo è sempre Pietro e Ugo cerchi col favore dei Liguri. Quindi voglio dire, è un periodo complessissimo, in cui si scontrano di questi poteri. Niente di strano che se qualche linea familiare dell'Orzocco o degli altri è andata avanti, abbia partecipato a questi scontri. Il problema è la documentazione, la mancanza di documentazione, per un periodo che però è veramente intricatissimo. Stiamo iniziando adesso a provare a seguire dei fili, non peraltro perché stiamo rivedendo la documentazione, stiamo rendendo conto che molta documentazione del XII secolo in realtà va rivista, va proprio ripresa in mano e reinterpretata, perché molte interpretazioni che la storiografia ha dato le ha date sulla base di studi molto precedenti, addirittura veramente settecenteschi, dandoli per assolato, trasformandoli da ipotesi a certezza. E questo però ha creato delle distorsioni, delle grosse distorsioni. Quindi insomma Lo scoprirete. tutto questo per dire che in realtà non ne so rispondere. Bene, ci sono altre domande? No? Io ti ringrazio nuovamente. A me piace poi soprattutto tutto l'aspetto dei matrimoni, di come i matrimoni fossero proprio uno strumento politico, di politica. 2 comunicazioni, 2, vero, ne devo dare. Allora, la prossima settimana non ci sarà l'appuntamento delle conferenze del ciclo del Romanico, perché saremo impegnati, ecco qua la locandina, saremo impegnati a Cagliari con la presentazione del volume Il tempo dei giudicati insieme all'ILIS e alla direzione regionale dei musei, quindi anche noi non abbiamo il dono di stare ovunque contemporaneamente. Sarà presentato anche qua a Oristano ad aprile. Noi ci rivedremo qua in casa, doppiamente in casa, il 7 febbraio, perché anzi triplamente in casa, perché saremo qua, parleremo di Mariano II e a parlare di Mariano II sarà Maura Falchi, quindi vicepresidente dell'associazione, quindi giochiamo proprio in casa. Io vi ringrazio, ci vediamo con chi può a Cagliari sabato prossimo e se no fra 2 venerdì qua. Grazie ancora. Grazie.